prende 3, poi Francesco da Arona ne prende 2, Francesco è quello qua, quindi va a quota 4 nella classifica generale, e abbiamo Manzoni che invece ne prende 1, Alessandra Anguillara 1 e Marco da Milano 1, e ancora il pompiere di giù, anche lui ne prende 1. Ecco, adesso che avete detto lavorare, se volete potete entrare nel merito, anche chi ha già partecipato, è stato già censito, se volete potete iniziare a entrare nel merito e dirci che lavoro fate. In alcuni casi me lo ricordo a memoria, perché di alcuni veri aficionados me lo ricordo a memoria. Ad esempio, Daniele da Parabiago alla ferramenta. Ditemi se sbaglio. Ivan 75 ripara le scarpe. Francesco da Arona lavoro, non mi ricordo. Che lavoro fai, Francesco da Arona? Manzoni è pensionabile perché è seduto sul divano, giustamente aspetta il reddito di cittadinanza. Alessandra d'Anguillara mi sembra che c'ha un negozio. Marco da Milano fa finta di lavorare e quindi siamo in 2. Ma ascoltate, sturatevi le orecchie perché oggi partiamo in quinta, partiamo subito con la politica, partiamo con una firma, una voce, un volto della politica che negli ultimi mesi si sta facendo vedere e sentire. È una giornalista molto affermata, sono contento sia in onda con noi e la ringrazio. Annalisa Chirico, benvenuta in diretta. Wow, che presentazione, quasi quasi ci credo, grazie. benvenuta qui da noi. Allora, una chiacchierata con Annalisa Chirico per affrontare uno dei temi che in questo momento è un grande dubbio di questa campagna elettorale, ossia Matteo Salvini e la Lega sembrano indirizzati insomma a essere la prima forza politica alle elezioni europee, lo dicono un po' tutti, alcuni per tifare, alcuni per gufare, ma si incomincia anche a percepire in certi strati della società, i cosiddetti strati moderati, una certa apertura verso questo ministro degli interni, che non è più, almeno da qualche mese, secondo la nostra percezione, ma vorremmo appunto sentire la sua, un corpo estraneo allo Stato italiano, non è più un corpo estraneo alla politica, a certe dinamiche. Lei che queste cose insomma le maneggia da una postazione privilegiata rispetto alla nostra, che noi essendo Radio Padania abbiamo il vizio di essere di parte, come la inquadra questa situazione di Matteo Salvini, ancora capace di mobilitare diciamo i suoi duri e puri, ma che inizia a infiltrarsi anche in quei pezzi di società che dicevamo? Ma mi sembra più che altro che ci sia tanta gente disorientata che vuole capire a chi poter affidare la risoluzione dei suoi problemi, e in questo quadro, in un paese che stenta a crescere, anche oggi l'Europa ci ricorda che l'economia va male, evidentemente ci sono ceti produttivi di questo paese, chiamiamoli così, che guardano che cosa si muove nel panorama politico. Matteo Salvini è cambiato, dobbiamo però dire questo, altrimenti non dice diciamo una mezza verità. Io ricordo che alle ultime europee, quelle del 2014, indossava la maglietta che definiva l'euro un crimine contro l'umanità. Oggi Matteo Salvini dice chiaramente che l'euro è irreversibile, che l'Italia deve stare in Europa, ma che l'Europa deve cambiare. Mi sembra una posizione diversa. Io credo che un populismo del buonsenso, un populismo ragionevole può fare la differenza se coglie la sfida della modernità in una società aperta, in una società globale. E in questo è chiaro che noi stasera a Milano, a Milanecchi, dove arriverà anche il vicepresidente del Consiglio Salvini, mettiamo insieme oltre 200 imprenditori, ceti produttivi, appunto ci saranno gli amici che ogni giorno si rimboccano le maniche per portare avanti la loro piccola o grande realtà imprenditoriale. Noi vogliamo parlare a quelli perché loro oggi non hanno voce in questo paese. Ormai si parla soltanto di redditi di cittadinanza, di come dare elemosine di Stato, e si parla di come mandare prima la gente in pensione. Per fortuna l'Italia non è solo questo, c'è un'Italia che lavora, un'Italia che investe, un'Italia che rischia, e noi di Fino a Prova Contraria, che è un movimento che fa una battaglia fuori dai partiti, e secondo me per questo è una battaglia forte, noi di Fino a Prova Contraria vogliamo dar voce a questa Italia. Bisogna riformare la giustizia e la burocrazia per l'Italia che lavora, per quella che produce. Ecco, che poi dovrebbe essere quella che tiene su anche lo Stato sociale, perché se non produci non puoi fare né reddito di cittadinanza né pensione. Troppo spesso ci dimentichiamo che la ricchezza non puoi distribuirla se prima non la produci. Allora che risorse produci se nessuno vuole più investire in questo paese, se le persone hanno paura del sistema italiano, della burocrazia asfissiante, del fisco col 70% di tasso di imposizione fiscale? Io penso che la politica debba
occuparsi di questo, e vedere però che questo governo sulla flat tax non riescono a mettersi d'accordo, lo sblocca cantieri lo fanno ma non sblocca nulla. Stasera ci saranno i costruttori dell'ANCE che sono appunto i costruttori, che sono disperati per l'incertezza, per le norme che non funzionano. Ecco, stasera noi esprimiamo sfiducia verso questo governo, ma anche, come dire, e sono contenta che Salvini venga, perché Matteo Salvini si mette in ascolto con questa parte del paese, però dovrà anche prima o poi decidere di rappresentarla e di rappresentarla per davvero. Ecco, al momento il tema è anche quello della realpolitik, cioè i numeri in Parlamento difficilmente consentirebbero un governo diverso da questo. Secondo lei questo è un tecnicismo di noi ludopatici della politica? Oppure questo governo non l'ha votato nessuno. Nessuno degli elettori che ha votato Lega o 5 Stelle alle ultime elezioni poteva prevedere che queste forze così diverse tra loro si sarebbero accordate con uno strampalato contratto di governo. Credo che oggi i rapporti siano ridotti ai minimi termini, e non solo per il caso di Armando Siri, che è il caso appunto di un indagato che viene trasformato proprio dai 5 Stelle nel capro espiatorio, nella vittima sacrificale, ma anche per le vergognose insinuazioni di vicinanza alla mafia che da Luigi Di Maio in giù il Movimento 5 Stelle fa verso Matteo Salvini, cioè un uomo che sta facendo la lotta alla mafia, e verso la Lega. Quindi io credo che davvero questo governo, che nessuno ha votato, ha anche terminato la sua funzione, per cui penso che debba, come tutte le democrazie, debba tornare la parola ai cittadini. Dopodiché, sai, la realtà mi ha possiamo risposto, prevedere insomma. ex ante il No, voto ma dei infatti mi ha cittadini risposto, italiani. nel senso, chi rappresenta questo mondo che lei dice essere in sofferenza se ne frega del fatto che ci sia la crisi al buio, la crisi con la luce, la crisi del Quirinale, la crisi concordata, la legge elettorale. Vuole un governo che sia artefice di questo cambiamento che si invoca. Ecco, ma dal punto di vista però delle politiche sociali, io parlo di reddito di cittadinanza, di quota 100, c'era un'esigenza, ecco, viene percepita dal ceto produttivo che questa esigenza però c'era nella popolazione, ci sono ancora 4-5 milioni di poveri. Hanno parlato di 5 milioni di poveri, sì. Dopodiché sono poche centinaia di migliaia di persone quelle che hanno fatto la richiesta per il reddito di cittadinanza. Io credo che un paese che si riduce alla logica dell'elemosina di Stato è un paese che imbocca la via del declino. La gente non vuole stare a casa accanto ai figli a guardare la televisione. Papà e mamma devono uscire di casa e devono lavorare. Allora il vero problema italiano è il lavoro che non c'è, e il fatto che se l'imprenditore ha paura e non investe e non assume, evidentemente. Il problema italiano è quello appunto di come far lavorare più e di come aumentare i salari. Guardi che mi ha colpito tanto il fatto che il reddito di cittadinanza nella sua massima dimensione, 780 euro, è superiore al reddito medio percepito dal 45% dei dipendenti privati del Sud Italia. Questa è la tragedia, quello dei redditi incredibilmente bassi, gente che lavora e lo fa per poche centinaia di euro, quando invece qualcun altro dovrebbe stare a casa e prendere addirittura più soldi. Questa è la vera ingiustizia. Però diciamo che chi sostiene il reddito di cittadinanza dice che con il reddito di cittadinanza sarà obbligatorio alzare i salari. Ma dove questo è un argomento che è giusto, guardi, gli esperti di economia del Movimento 5 Stelle possono sostenere. Nessuno può obbligare un imprenditore ad aumentare il salario. Il paradosso è che oggi facciamo dei redditi di cittadinanza che sono più competitivi dei salari medi nel Sud Italia, e questo è il tema. Se l'imprenditore non è il cattivo, cioè l'imprenditore, se può aumentare la sua azienda, se può comprare più macchinari, se può assumere più manodopera, è solo contento di farlo. Il problema è che se le risorse si riducono perché sei asfissiato dalla burocrazia, dai mille vincoli, paghi troppe tasse, il cuneo fiscale, ecco, facciamo una vera battaglia di civiltà, è quella sul taglio del cuneo fiscale, perché l'imprenditore, l'operaio deve guadagnare 1.000 euro e all'azienda ne costa 3.000. Ma le sembra questa cosa da paese civile? E io vorrei che la politica si confrontasse su questi temi, la flat tax, il cuneo fiscale, e almeno questi sono i temi che anche stasera ci sarà Carlo Bonomi, il presidente di Assolombarda, io che frequento il mondo delle imprese tutti i giorni mi ripetono la stessa cosa, cioè troppe tasse. Se avessimo meno tasse assumeremmo di più e potremmo fare più investimenti e crescere, perché guardi, l'imprenditore è per natura ambizioso, l'imprenditore vuole crescere, non vuole chiudere la propria azienda, quindi io credo davvero che ci debba tornare ai fondamentali dell'economia, e per questo dico che questo governo, che fa male all'economia, questo governo davvero deve, Matteo Salvini in primis, deve capire se ha dello spazio per fare vere riforme o se invece vuole tirare a campare in una coalizione
un po' così, un po' strampalata, che addirittura presenta ogni giorno, ecco, delle pesanti accuse di mafia e di mafiosità verso esponenti di rango della Lega. Io credo che questo sia, guardi, sarà che io credo nella lotta alla mafia e vivo nel mito di Giovanni Falcone, però ecco, chiamare Matteo Salvini in commissione antimafia, come ha fatto il grillino Nicola Morra, dire che il caso di Armando Siri dovrebbe dimettersi anche perché su di lui aleggia l'ombra della mafia, perché costruiscono un collegamento di inchieste che non esiste, perché se ci fosse la minima connessione quel fascicolo sarebbe rimasto a Palermo, invece sappiamo che è andato a Roma, non c'entra niente la mafia col caso di Armando Siri. Guardi, io forse proprio perché credo così fortemente all'antimafia, penso che tanto basti per sbattere la porta. Ecco, abbiamo toccato un tema esatto su cui volevo portarla, ossia non solo il caso Siri, ma in generale quello che è successo è emblematico, perché Armando Siri non ha avuto al momento né un rinvio a giudizio né tantomeno una misura cautelare, una richiesta di misura cautelare al Parlamento, insomma niente di tutto ciò, è indagato. E anche qui io mi sento di dire, no, chi dice la magistratura rossa, insomma la magistratura rossa ha indagato, cioè due parlavano di corrompere un terzo e, come accade se devi perquisire questo e capire se ha preso una tangente, lo devi indagare e fare l'atto. Quello che secondo me è la perversione, ma voglio sentire la sua opinione, è quello che sta facendo la politica, cioè il Movimento 5 Stelle che ha confuso un avviso di garanzia con una condanna, e il sistema mediatico che sta creando il mostro Siri ormai. Allora, guardi, io le dico sinceramente che non credo mai alla guerra dei magistrati. I magistrati sono per la stragrande maggioranza persone serie, responsabili e competenti che fanno il loro lavoro. Io anche stasera chiederò al ministro Salvini nella prossima manovra, se questo governo sarà ancora in piedi, di aumentare le risorse destinate al capitolo giustizia. Il tema però è quindi lasciamo lavorare i magistrati in pace. E la verità è che la politica strumentalizza quotidianamente gli atti del giudiziari a scopo politico contro gli avversari, e in questa commistione incestuosa tra politica e giustizia c'è un male, una patologia, perché se ogni atto di un magistrato viene caricato di conseguenze politiche, quel magistrato non è più libero di operare come dovrebbe. Io dico, diamo ai magistrati la serenità che devono avere, facciamo loro fare le indagini, io voglio che indaghino perché devono approfondire quello che hanno tra le mani, però ecco, quello che penso è che non possiamo impiccarci a una molto presunta intercettazione. Penso che le intercettazioni siano un mezzo di ricerca della prova, non un mezzo di prova. Questo lo insegnano la lezione numero 1 di procedura penale. Lei si figuri se intercettassero le nostre conversazioni telefoniche tutto il giorno e poi estrapolassero delle mini frasi smozzicate. Ognuno di noi potrebbe essere indagato per non so quanti reati. Allora il circo mediatico attorno al caso Siri fa ribrezzo, così come fa ribrezzo chi strumentalizza questa indagine. Io penso che Siri debba restare al suo posto nelle prossime settimane, lasciare i magistrati operino. Peraltro il contratto di governo a cui tanto si appellano i grillini prevede che ci sia un passo indietro solo in caso di rinvio a giudizio, ma siamo ancora, come lei diceva, ai primi passi di un'inchiesta dall'esito del tutto incerto. Bisognerà dimostrare l'eventuale reazione di denaro, bisognerà dimostrare che ci sia stata effettivamente una promessa, che qualcuno l'abbia accolta. Cioè, diciamo che mi pare che ieri sulle colonne del Corriere della Sera anche Paolo Mieli abbia avanzato forti dubbi sulla tenuta di questa inchiesta. Lasciamo lavorare i magistrati e lasciamo che la politica faccia il suo lavoro, se è capace di farlo, se ha voglia di farlo, altrimenti si mettano tutti in blocco e dicono che non sono in grado di amministrare. Che devo dirle? Senta, ancora... Noi di Fino a Prova Contraria andremo avanti con la nostra campagna stasera dalle ore 19 a Villanecchi. Sì, ecco, stasera alle ore 19 a Villanecchi. Più giustizia, più crescita. C'è una bella tavola rotonda con Giulio Tremonti, che è membro dell'advisory board di Fino a Prova Contraria, con la presidente della Corte d'Appello di Milano, la dottoressa Tavassi, con Carlo Bonomi di Asso Lombarda, con l'avvocato Fabio Lattanzi, e poi tanti imprenditori e manager, ovviamente magistrati, industriali, persone che tutte le mattine hanno, diciamo, poco tempo anche per leggere i giornali perché hanno molte cose da fare. E ricordiamo, aperto al pubblico questo evento, giusto? No, l'evento avevo capito così, perché l'aveva ripetuto con la location e tutto, allora sì, chiariamolo qui. Sarà ripreso dai nostri social network. Sarà ripreso. Su che canali? Ci sono tanti ospiti, ma poi bloccheremo gli accessi perché non possiamo ovviamente tenere le porte aperte.
Ah, ok, sono ad accredito gli accessi? Esatto. Ah, ok, no, Beh, mi, sì, mi perché scusi, dopo c'è perché anche una cena. Sì. no, ma perché sai com'è, quando uno dice sarà alla tal ora, al tal posto, giustamente chi ci ascolta per radio Certo, ha certo. diritto di non aver sentito ogni singola parola, però potrebbe dire ciao che vado. Ecco, quindi abbiamo fatto, però lo si può seguire Però su potete seguirci su dove si social segue? network Dove? oggi, domani, dopodomani. Su che Fino a canali? prova contraria. Fino a prova Sì, contraria. siamo su Facebook, Instagram, Twitter. Su tutte le nuove tecnologie, altrimenti dovrete aspettare Radio Padania che ve lo trasmetteremo anche noi. Se siete ancora analogici, arriveremo anche noi. Senta, Chirico, bene o male abbiamo toccato gli argomenti principali sia della politica che dell'economia e anche dell'attualità. Le chiedo un desiderio da qui a un anno. Se lei dovesse immaginare l'Italia del 7 maggio 2020, che cosa chiederebbe? Un tasso di crescita a 2 cifre, perché a noi la decrescita ci fa paura, non è mai felice la decrescita, quindi una robusta crescita per il nostro paese a 2 cifre. Ecco, a 2 cifre, quindi 0, No, a 2 cifre voglio dire 10, 11, 12, come 0, ormai ci siamo abituati, guardi lei è veramente pessimista, 0, no, a 2 cifre. Guardi che per 0,5 ci sarebbero champagne che vengono stappati in questo periodo. Grazie ancora Annalisa Chirico. Grazie a voi, grazie, ciao. Ci segue, e poi salutiamo Giuliano Citterio, anche qui siamo a chilometro zero, mentre ascoltatori che non si prendono la briga di parlare sono coloro che ci scrivono ad esempiamente
Buonasera Pinti, ricordiamo che Armando Siri è soltanto coinvolto in indagini preliminari, quello che dicevamo giusto appunto. Marco da Milano, un abbraccio anche a te che dici un po' catastrofista questa Chirico, un saluto a Giuliano che sta piegando volantini per la campagna elettorale, un saluto a Claudio che sta consegnando ricambi per auto, e ancora un salutone a Graziella che sta facendo di conto per le spese condominiali, e ancora abbiamo Daniele che lavora come cablatore elettrico, ma tra un po' sarà un lattoniere isolamentista in Svizzera. Pensa che lavori che fate, lattoniere isolamentista, quando potresti prenderti il reddito di cittadinanza? Non lo so, non capirete mai. Facciamo una piccola pausa. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati su Radio Padania Libera. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana. dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, Dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani. e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Signore e signori, ecco a voi Stanlio e Ollio. Lo spettacolo è stato pura magia. La vera storia di un'amicizia irresistibile. Non puoi avere Ollio senza Stanlio. Avvincente e straordinario. Incredibilmente commovente. Non vorrai andartene via. Lo spettacolo deve continuare. Stanlio e Ollio, dal 1 maggio al cinema. Li avete cercati ovunque. Non mi serve un Pokémon. È un detective da paura? Quest'anno li troverete tutti al cinema. Tu puoi parlare agli umani, io posso parlare ai Pokémon. Nel film più elettrizzante dell'anno. Voi lo sentite parlare? Sì, è adorabile. Non mi capiscono, ragazzo. Pokémon Detective Pikachu. Dal 9 maggio al cinema. Gianni, ci è andata bene finora. Dobbiamo ritirarci. Cos'è questa scemenza? Miglior regia alla Mostra di Venezia. Abbiamo abbastanza soldi per smettere. Smettere cosa? Di uccidere le persone. Sono molto più che fratelli. Sì, come no. I Fratelli Sisters, dal 2 maggio al cinema. Prima o poi ci ammazzeranno. 40 anni sotto copertura. John Elizabeth Stanley, lei è accusata di 27 violazioni della legge sul segreto di Stato. Ha tradito. È come se non ti conoscessi. Sono tua madre. Per cambiare il nostro destino. Combattevo per i vivi. Io amavo il mio paese. Madre, amante, traditrice, spia. Judi Dench è Red June. Dal 9 maggio al cinema. Liz credeva di vivere la vita perfetta. Sei così bella quando dormi. Mi ama così tanto da farmi sentire in paradiso. Ma ci sono cose che lei non sa. Questo caso è basato sui delitti di un mostro. Hai fatto le cose di cui ti accusano. Assolutamente no. Zac Efron è Ted Bundy, fascino criminale. Dal 9 maggio al cinema. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale o moralistica, un fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto.
una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes Donatimiento riparte. È proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. La rubrica del calcio, ogni pomeriggio facciamo il punto su quello che succede. Ieri eravamo al pre-partita del Milan col Bologna, oggi siamo al post partita del Milan con Bologna. Il Milan ha vinto, ma nemmeno quando vince il Milan può sorridere. Sì, perché c'è stato un diverbio molto grave durante la partita tra il mister Gattuso e uno dei suoi giocatori, il mediano Bakayoko, che era in panchina, doveva entrare e invece si è di fatto rifiutato di entrare. Ma che cosa è successo? Lo chiediamo alla nostra redazione di cartacantaweb.it, ossia Massimo Canta. Benvenuto. Buonasera a tutti, ben trovati. Benvenuto Massimo. Allora, cosa è successo ieri? Si è capito, si è ricostruito? Sì, si è ricostruito abbastanza. Ieri eravamo in tribuna stampa noi e subito dopo ci sono arrivate le immagini che scorrevano ormai sui canali TV che stavano riprendendo la partita. C'è stato un infortunio di Biglia che ha tentato di riprendersi per qualche minuto. Nel frattempo Gattuso aveva mandato a scaldare Bakayoko e Biglia poi alla fine si è accasciato al centro del campo ed era tempo ormai di far subentrare chi si stava scaldando, però abbiamo visto che improvvisamente si è catapultato in campo José Mauri e Bakayoko è sparito dai radar, è seduto in panchina e dopo abbiamo visto le immagini con un diverbio, come l'hai definito tu, abbastanza neanche acceso, ma nelle parole più che nella gestualità, perché Bakayoko è rimasto immobile con Gattuso che si è avvicinato al giocatore che ha tardato e l'ha spiegato in conferenza stampa a Gattuso. Non si è trattato di un rifiuto di entrare in campo come ha voluto dire Bakayoko in un Twitter subito nel dopo partita, ma Bakayoko ha tardato il rientro in campo, quindi Gattuso ha rivelato che ci ha messo del tempo perché doveva ancora mettere il nastro adesivo ai parastinchi quando doveva essere pronto per entrare, perché anche Cutrone si è girato verso di lui guardando insomma che tipo di movimenti stesse facendo, sì. E quando Gattuso ha visto che ormai il tempo era scaduto ha detto siediti, e sembra che non sembra perché l'abbiamo visto al labiale, sì, gli abbia detto quel paese, esatto. Gattuso si è girato dicendo ma sei pazzo, cosa stai dicendo? E quindi ne parliamo dopo, proprio si è visto il gesto, e Gattuso ha detto ieri sera davanti a tutti ne parleremo domani in uno stanzino e ci sentiranno tutti, mentre sembra che oggi chiaramente sia venuto in campo Mianello con Maldini e Leonardo presenti. Sì, io chiedo un giudizio a te, perché poi a me viene da darlo, capito, da tifoso, però tu sei un addetto ai lavori. Esatto, cioè sentiamo un giudizio da addetto ai lavori, da uno che insomma queste cose ne ha viste di precedenti, giocatori che litigano con l'allenatore, non è la prima, non è l'unica volta. Ricordiamo Chinaglia in nazionale che mandò a quel paese il commissario tecnico, per dire il più famoso di tutti. Mancini, Balotelli, Rossi, ce ne abbiamo visti, sì. Diciamo che questo caso riguarda un personaggio che comunque per 3 volte, compresa quella di ieri, in poche settimane è stato coinvolto, protagonista in certi atteggiamenti, per cui prima con la maglia esposta di Acerbi sotto la curva sud,
poi in settimana con questo ritardo e con la scusa banale di una benzina non sufficiente per arrivare a Milanello, invece magari la sveglia non è suonata. E poi ieri questa cosa, quindi brutta cosa, tutti l'hanno dipinta veramente con un brutto episodio e molti appunto auspicavano che Bakayoko non rientrasse più nelle prossime 3 partite, mentre oggi sembra che la cosa possa rientrare, perché Milan si ritrova senza Paquetá, squalificato oggi per 3 giornate per un'espulsione assurda, perché alla fine anche il referto arbitrale parla di una mano appoggiata all'arbitro. Su questo ha preso 3 giornate, Çalhanoğlu infortunato, Biglia infortunato, non si sa se rientreranno, e quindi Bakayoko diventa una necessità per queste squadre. Però questi atteggiamenti, Gattuso l'ha detto ieri chiaro, non sono ammessi, quindi forse questa cosa ha dato più fastidio a lui che a chiunque altro, e quindi non si è limitato ad ascoltare e basta ieri, ma ha replicato come avrà fatto oggi. Quindi ha detto il lavoro, sono cose che non devono succedere, sono assurde, immotivate soprattutto da chi aveva già sbagliato prima. Ecco Massimo, poi un'altra possibilità secondo me è che io non sono addetto ai lavori, però ormai è qualche mese che questa rubrica la gestisco, quindi per osmosi qualcosa forse sto assimilando. Il fatto che Gattuso sia un allenatore col contratto a termine, nel senso che tutti dicono tanto l'anno prossimo non c'è, quanto influisce sulla difficoltà di tenere un gruppo, anche e soprattutto sui suoi elementi più bizzosi come Bakayoko, che a questo punto dice tanto l'anno prossimo non ci sei, forse non ci sono neanche io. Lui. Esatto, forse non ci sono neanche io, quindi sai che c'è, vai a quel paese. Certo, ma sicuramente, perché Gattuso, la mia domanda nella conferenza di domenica pomeriggio è stata anche questa: ma tu forse con questa squadra che ti accorgevi di non avere più in pugno, forse avresti voluto andare in ritiro prima per come sei fatto. Però lui ha voluto mascherare la cosa dicendo no, io sono contrario al ritiro e tutto, però in effetti questi atteggiamenti sono il sintomo proprio di una squadra che non è più completamente nelle mani dell'allenatore, mentre ieri quelli schierati, le riserve buttate dentro così per necessità, hanno dimostrato di avere più spirito di chi invece era un titolare fisso. E Gattuso in questo momento, in questa precarietà di Gattuso che non si può nascondere, perché qualsiasi cosa succederà, Gattuso non siederà su questa panchina. Ecco, e qui invece torno a fare il tifoso, Massimo, ma che parla l'addetto ai lavori. Perché Gattuso per forza non siederà, o molto probabilmente non siederà? Cioè, qui mi sembra una questione davvero di stoffa e non di sarto, per tornare alle metafore di zaccheroniana memoria. Sì, perché in effetti Gattuso, tutto si può dire, gli errori li ha fatti, è incontestabile che comunque abbia sbagliato delle mosse, delle partite, ma non nello spirito che ha cercato di dare a questa squadra. E comunque se guardiamo la formazione e ci rendiamo conto dei giocatori con cui è costretto comunque a giocare Gattuso, insomma un Gattuso quinto a 3 giornate dalla fine, terzo fino a qualche settimana fa, secondo me è attaccabile, ma non così condannabile, cioè definitivamente prima dei giochi. Vediamo cosa succederà e poi parliamone. Comunque anche perché insomma Gattuso io sono un gattusiano, per carità, quindi io lo difendo e lo difenderò. Ecco, perché sembra, insomma, ma è un problema di tutte le squadre, mi pare, che non si abbia la minima pazienza di costruire, e guarda caso la Juve vince 8 scudetti di fila. Però insomma forse per creare un'alternativa alla Juve bisogna avere un respiro un po' più ampio, darsi del tempo, aggiustare e avere anche il coraggio e la serenità di fare degli errori. Sì, cosa che la Juventus ha fatto, perché comunque anche la Juventus non è che è partita subito a vincere, ha sofferto, è arrivata da una Serie B, da un 7° posto, e man mano con acquisti sbagliati ha rimediato anche questa società, ha aggiustato il tiro, ha rinforzato la squadra ed è arrivata ad essere quello che è. Quindi sicuramente il Milan, come l'Inter, ha necessità di cambiare la rosa, di apportare delle modifiche, degli innesti, è indubitabile questo, però si deve dare anche fiducia a chi
conduce la barca. Poi per carità ci possono essere dei cambi dovuti e inevitabili, però insomma non credo che questa sia la situazione del Milan, perché comunque se guardiamo il centrocampo del Milan di ieri e chi c'è in panchina, non so di che cosa si possa accusare Gattuso. Sì, chiaro, si potrebbe vedere un gioco migliore, però si contesta anche il gioco di Allegri che vince 8 scudetti consecutivi, va bene. Sì, anche perché nel deserto, se sei l'unico, è normale che devono criticare te per forza. e quindi insomma la pagina Milan la possiamo un po' chiudere, almeno per oggi. Andiamo a vedere. Io inizierei a parlare di finale di Coppa Italia, questo Lazio-Atalanta, perché ormai tic tac ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando con una sfida completamente aperta. C'è chi accusa la Lazio di aver pensato sicuramente ormai a questo finale di Coppa Italia per rientrare dalla porta di servizio in Europa League, e c'è chi invece vede un'Atalanta che è affamata da quello che dice ancora oggi l'allenatore Gasperini, quindi punta anche a una finale di Coppa Italia. Poi si vuol far scegliere all'Atalanta tra Coppa Italia e Champions League, ma in questo momento, in questa squadra, in questo stato di forma, che recupera qualsiasi situazione anche in inferiorità numerica a livello di reti realizzate, è difficile far scegliere queste squadre. Questa è veramente una mina vagante, e pensare che possa perdere dei punti da qua alla fine del campionato per chi segue è difficile. Sono davvero in stato di grazia. Sì, qualsiasi cosa riesce in questo momento questa squadra, e quindi la squadra che fa più gol, che fa il miglior gioco, che ha un grande entusiasmo, uno stadio in ricostruzione, ci sono tutti gli ingredienti per condurre la cosa fino alla fine. Poi vedremo, insomma, la squadra lo merita, e l'allenatore anche, voglio aggiungere. Ecco, questo diciamo sicuramente è uno dei casi dove il sarto è preponderante rispetto alla stoffa, perché la stoffa gliela cambiano ogni anno. Sì, anche perché Gasperini arrivava insomma anche lui da un travaglio iniziale, quindi ha faticato anche lui a Bergamo, ma poi ogni anno cambia la squadra, cambiano gli interpreti, ma il gioco rimane uguale e i risultati pure, quindi onore al merito anche di questo allenatore. Allora Massimo, noi ci sentiamo nelle prossime giornate. Nel frattempo io rimando tutti gli ascoltatori a cartacantaweb.it, dove ci sono sempre contenuti nuovi per approfondire le cose che ci diciamo. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie ancora a Massimo Canta. Intanto chi salutiamo? Un amico che non si firma mai, ma che ci consiglia la nuova canzone di Vecchioni, Non mancheremo, nuova di Vecchioni e vecchie di nuovoni. Noi sentiamo invece un Greatest Hits adesso per lo Spazio Parlamento, giusto per fare un nodo al fazzoletto. Ci ricordiamo che questo governo, nel bene e nel male, è anche quello che ha approvato finalmente la legge sulla legittima difesa, e a ricordarcelo è proprio un deputato della Lega che sentiamo ora nello Spazio Parlamento. Qui Parlamento. Chiesto di parlare a questo punto il deputato Roberto Turri? Sì. Prego, da lei la parola, deputato. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, prima di passare all'illustrazione dei contenuti della proposta di legge, come risultante dopo l'approvazione dell'unico emendamento approvato dalla Commissione di merito, vorrei iniziare ricordando una persona, Ernest Mattielli. Il suo caso è emblematico nel dimostrare l'assoluta necessità di intervento su questa materia. La sua è una storia non dissimile da quella di tanti altri, ma con un esito tragico che fa riflettere. Ernest Mattielli oggi non è più qui per raccontarci quanto gli è accaduto. La notte del 13 giugno 2006, 2 nomadi sono entrati nel suo deposito di rottamazione per rubare. Lui li ha sorpresi in quella situazione e per difendersi ha sparato alcuni colpi di pistola, ferendo i malviventi. Da lì un calvario. Il 14 settembre del 2012 la condanna in primo grado ad 1 anno di reclusione per lesioni e la provvisionale per risarcimento dei danni ai 2 nomadi di 100.000 euro. Il 9 settembre del 2015, dopo ben 9 anni dal fatto, la condanna in appello a 4 anni e 5 mesi di reclusione per duplice tentato omicidio e alla provvisionale per risarcimento dei danni ai 2 nomadi di 135.000 euro.
Il 5 novembre 2015, a meno di 2 mesi dalla condanna d'appello, Hermes Mattielli, a soli 62 anni, provato nel fisico e nella psiche, muore di infarto. È l'ennesimo episodio in cui le parti si invertono, la vittima viene trasformata in carnefice, un uomo normale che ha vissuto in perfetta legalità per la necessità di difendersi diventa per lo Stato un delinquente. Per queste ragioni è nata l'esigenza da parte della Lega di presentare una proposta di legge sulla legittima difesa che, a nostro giudizio, eviterà il ripetersi di storie simili a quelle di Hermes Mattielli. Come già esposto in precedenza, fatto salvo ad un unico emendamento approvato dalla Commissione Giustizia, la proposta contiene quanto già approvato dal Senato il 24 ottobre scorso. Infatti il testo si compone di 9 articoli. L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del Codice Penale, concernente la legittima difesa domiciliare, in cui è autorizzato il ricorso a un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa legittima della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui. In relazione alla fattispecie della legittima difesa domiciliare, la modifica introdotta dall'articolo 1 della proposta di legge in esame consiste nella specificazione che si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Viene poi aggiunto un ulteriore comma all'articolo 52 del Codice Penale, il quarto, per il quale si considera sempre in stato di legittima difesa chi all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati respinge l'intrusione da parte di una o più persone poste in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Come anticipato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 52 del Codice Penale, al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. L'articolo 2 del provvedimento interviene poi sull'articolo 55 del Codice Penale, aggiungendo un ulteriore comma con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o dell'altrui incolumità. L'articolo 3 del provvedimento, modificando l'articolo 165 del Codice Penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo, il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato. In particolare, l'articolo 4 interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendone il quadro sanzionatorio. È infatti elevata da 6 mesi a 1 anno nel minimo e da 3 a 4 anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente punita con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Il provvedimento interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, punendo tali ipotesi con la reclusione da 2 a 6 anni. L'articolo 5 interviene sull'articolo 624 bis del Codice Penale, che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, inasprendone le pene. In particolare il provvedimento approvato dal Senato eleva la pena detentiva, che nel minimo degli attuali 3 anni a 4 anni e nel massimo dagli attuali 6 anni a 7 anni. Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate, per le quali è previsto un minimo edittale di 5 anni di reclusione, attualmente 4, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a 10 anni. E la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro, anziché 9,27, ad un massimo di 2.500, anziché 2.000 euro. L'articolo 6 del provvedimento interviene sul reato di rapina, per inasprire le pene. La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate, di cui rispettivamente al terzo e al quarto comma dell'articolo 628 del Codice Penale, il provvedimento prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni, il massimo rimangono sempre a 20 anni, e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro, anziché 1.290 e 3.098 che oggi. Per le ipotesi più aggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni, il massimo rimangono sempre a 20 anni, e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4.000, anziché
come è oggi 1538 e 3098. Rammento inoltre che l'articolo 7 della proposta di legge in esame interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa dell'eccesso colposo, introducendo 2 ulteriori commi all'articolo 2044 del Codice Civile, che attualmente si limita ad affermare che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Con il nuovo secondo comma si specifica che nei casi di legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. In tal modo la disposizione esclude espressamente l'ingiustizia, che costituisce il presupposto di risarcimento del danno cagionato in presenza della causa di giustificazione di cui l'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma del Codice Penale. In altri termini, l'intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere in nessun caso obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del Codice Civile invece prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma del Codice Penale, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento, tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative, del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. L'articolo 8 del provvedimento introduce poi il nuovo articolo 115 bis all'interno del testo unico delle spese di giustizia, di cui è il decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, per disporre l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizione di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Conseguentemente l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte dovranno essere liquidate dal magistrato in base alle disposizioni del predetto testo unico. Con una deroga a tale disciplina, peraltro, la proposta di legge consente anche la liquidazione delle spese documentate e delle indennità di trasferta spettanti al difensore iscritto nell'albo di un altro distretto di Corte d'Appello. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate qualora a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento la persona sia poi condannata in via definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, il comma 2 dell'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo articolo 115 bis del testo unico delle spese di giustizia. A tale proposito rammento che, come rilevato dalla Commissione Bilancio nel parere espresso in sede consultiva, si è reso necessario modificare la norma di copertura, facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e non dal 2018 come originariamente previsto, e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021. Infine, sempre in tema di legittima difesa, segnalo che attraverso una modifica all'articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, l'articolo 9 della proposta in esame prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, verificatisi in presenza delle circostanze di cui gli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del Codice Penale. Cari colleghi, noi siamo convinti che la maggior tutela dell'aggredito possa avere un effetto deterrente contro le intrusioni, possa aumentare la sensazione di sicurezza di quanti temono aggressioni, possa tutelare meglio le vittime di intrusioni violente. Nel contempo, la riforma inserisce nell'ordinamento e nella vita quotidiana elementi di difesa privata che ci consentiranno di avere una società più sicura e più giusta. Lo diciamo come cittadini, come avvocati, come membri del Parlamento che sono stati vicino ad alcune persone che hanno avuto la sventura di dover difendersi, che hanno la sventura di doversi difendere, che non l'hanno cercata, che hanno subito nella loro abitazione l'affronto di un'aggressione ingiusta e che per difendere se stessi e la propria famiglia hanno dovuto uccidere un uomo, facendo qualcosa che nella loro vita mai avrebbero pensato di essere costretti a fare. Abbiamo assistito per anni inermi alle tragedie di queste persone che, già provate dalla prima aggressione ad opera dei criminali, si trovano a subire una seconda punizione ad opera dello Stato che li ha processati, per poi magari, dopo troppi anni, assolverli. Grazie. Qui Parlamento. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario.
andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Liscio non ti lascio, tutte le domeniche su RPL, dalle ore 13 alle 13:30, a cura di Sammy Varin, a conduzione di Dino Angelini. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Il garante della privacy ha deciso. Sui documenti rimarrà la gelida, anonima, grigia e spersonalizzante dicitura genitore 1 e genitore 2. Ha respinto cioè la proposta di ripristinare la più umana, tradizionale e radicata nella nostra storia dicitura di padre e di madre. Qual è l'obiettivo di questa continua, ossessiva battaglia contro la famiglia e in nome della riduzione di tutto all'omologazione? L'obiettivo è semplicissimo: attaccare quella che resta l'ultima delle identità non ancora espugnate, l'identità sessuale, la distruzione cioè della famiglia come bastione resistenziale rispetto alle logiche del consumismo turbocapitalistico, la famiglia cioè come nucleo estraneo alla logica mercantile del do ut des. Il capitalismo ha già dissolto nell'epoca post-1989 tutte le principali identità collettive e sociali, fossero esse le identità dei popoli, degli stati o delle classi. Resta ora come ultima frontiera da abbattere l'identità individuale, quell'identità che rechiamo iscritta nel nostro corpo ancor prima della nostra nascita, e cromosomica vorrei dire, l'identità sessuale. Distrutta quest'ultima identità, il capitalismo può dire di aver conquistato intieramente la nuda vita, ridotta a miniera da cui estrarre plusvalore. Diciamolo ancora apertamente: il capitalismo vincente e i suoi poliorceti senza cuore hanno deciso di distruggere la famiglia per ridurre l'umanità tutta a un pulviscolo anonimo di consumatori unisex indifferenziati che tanta libertà hanno quanto possono acquistarne. Distruggere la famiglia significa distruggere un baluardo comunitario estraneo alle logiche mercantili, ma significa anche in pari tempo dissolvere la storia, la provenienza degli individui come figli di una tradizione, come figli di una vicenda d'amore, come figli di un incontro, per trasformarli in individui seriali, unisex, privi di identità, privi di memoria amnestica e di memoria progettuale, puri atomi erranti nella società di libero mercato, ossia nell'open space della mondializzazione no border, come luogo del libero scorrimento illimitato delle persone mercificate, o meglio, come dice il noto teorema, la libera circolazione delle merci e delle persone. Prima naturalmente le merci e in seconda battuta le persone, anch'esse ridotte al rango di merci liberamente circolanti. Questo è l'obiettivo del nuovo capitalismo genderista o gender capitalismo, che ha come obiettivo la glorificazione dei rapporti di forza e quindi la dissoluzione dell'identità. L'ultima, più importante forse battaglia del capitalismo è quella tesa a distruggere le identità come ultimi luoghi di resistenza alla mercificazione. Se non vi è più un'identità da difendere, se non vi è più un'identità in nome della quale combattere contro ciò che snatura la natura umana, contro ciò che disumanizza i rapporti umani, rendendoci merci, allora la battaglia del capitalismo è vinta. Ecco perché il nuovo ordine mondiale economico è in pari tempo un nuovo ordine erotico che deregolamenta le relazioni sentimentali e lascia prevalere sempre l'illimitata volontà di potenza autopotenziantesi del dispositivo tecnocapitalistico.
E noi siamo tornati in diretta. Allora, il programma è questo. Ora sentiremo una decina di minuti della conferenza stampa di questa mattina di Matteo Salvini, dove tra le altre cose parla e commenta anche l'inchiesta che in Regione Lombardia e non solo ha portato a una sventagliata di arresti e iscrizioni al registro degli indagati per importanti personaggi di Forza Italia, il consigliere comunale Tatarella, anche candidato alle europee, il consigliere regionale Altitonante e ancora il capo di fatto di Forza Italia nel Varesotto, Nino Caianiello, per dirne soltanto alcuni. L'accusa è quella di aver tentato di corrompere Attilio Fontana, governatore leghista della Lombardia. Attilio Fontana che però non risulta indagato, anzi è parte lesa di questa inchiesta. È in corso in questo momento anche il Consiglio regionale lombardo, quindi qualora ci dovesse essere la replica di Attilio Fontana ve la faremo sentire. Partiamo però con Matteo Salvini. Della guerra alle mafie, mafia, camorra, 'ndrangheta, mafie straniere di ultima generazione. In meno di un anno di governo abbiamo potenziato notevolmente la potenza di fuoco dell'Agenzia dei Beni Confiscati alla Mafia, come personale, come numero di dipendenti, come sedi, come poteri a disposizione, come possibilità di mettere sul mercato beni fermi da anni per raccogliere denaro per aggiornare ancora di più le nostre battaglie. Il prossimo obiettivo è Roma, lo dicevamo di là, perché a Roma la sede è divisa tra 2 o 3 appartamenti e quindi non è il modo migliore di lavorare. Siccome vogliamo sostanzialmente raddoppiare il personale che gestisce questi beni, stiamo cercando e vedremo di dare una sveltita alla burocrazia, una sede unica anche a Roma dove rendere più facile la vita. L'obiettivo è di avere almeno 100 uomini e donne che lavorino nel contrasto alle mafie su Roma città. Però da milanese sono orgoglioso che poi oltretutto vista tribunale, vista Palazzo di Giustizia, quindi questo è evocativo da tanti punti di vista. Poi vi invito a fare 2 passi con le telecamere perché c'è un che di casamonichiano, là c'è una vasca con mosaici e colonne, quindi evidentemente c'è un certo gusto che è simile. Ieri sera ero a San Giuseppe Vesuviano, dove un altro immobile confiscato questa volta da camorra è in itinere perché diventi una scuola elementare che accolga 500 ragazzini. Ho visitato a Roma un altro immobile che è diventato un punto di riferimento per i ragazzi autistici. Ho visitato diversi commissariati della Polizia di Stato a Palmi, in Calabria, piuttosto che a Corleone in Sicilia, quindi siamo a più di 30.000 beni fra destinati quindi al territorio, che sono asili, che sono sedi come queste, che sono caserme, che sono parrocchie, e immobili invece in gestione. Certo, quello che posso fare da ministro, ogni tanto leggo sui giornali bisogna combattere contro la mafia. Certo, per combattere contro la mafia occorrono uomini e mezzi. Quello che molto umilmente abbiamo fatto come squadra del Ministero in questi mesi è stata quello di assumere uomini e di potenziare i mezzi a loro disposizione, sperando di fare sempre di più. Ovviamente la squadra giustizia è più ampia. Io vengo da Napoli, dove stiamo raccogliendo elementi. Il problema è che io seguo il fronte della repressione e della prevenzione. Ovviamente posso mandare poliziotti, carabinieri, soldati, telecamere, scuole sicure, strade sicure. Il problema è che ha numeri enormi da risolvere, è che dopo la repressione tu devi garantire la custodia di coloro che sono stati catturati. E io sto raccogliendo elementi a conferma di un dato che, se fosse vero, sarebbe assolutamente eclatante. Ci sono in giro per Napoli liberi oggi non alcune centinaia, ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che per problemi di organizzazione, tempi e personale mancante del settore giustizia non sono in carcere
ma sono a spasso. L'episodio di Torino di poco tempo fa, ve lo ricordate, dell'assassino che era a spasso anche se doveva essere in carcere? Se i numeri che mi stanno arrivando corrispondessero al vero, ossia non stiamo parlando di 1 migliaio di persone, ma stiamo parlando di più di 10.000 persone, vuol dire che l'attività di repressione c'è, nel senso che ci sono oggi 10.000, probabilmente 12.000. Questo è un dato incredibile di cui rischiamo di dover parlare, con arrestati, quindi prevenzione funziona, repressione funziona, arresto che però mancano della fase finale per i problemi del personale amministrativo dei tribunali, per i tempi lunghi, per incomunicabilità, per disorganizzazione. Quindi è evidente che, e questo è solo Napoli, adesso sto cercando di ricostruire, non è competenza mia, io faccio il ministro dell'interno, questo è un dossier che riguarda evidentemente il settore giustizia e l'organizzazione della giustizia, il CSM e l'organizzazione del modo di lavorare nei tribunali, però è chiaro che c'è bisogno di personale, nessuno sta dicendo che si deve lavorare di più, ma se non hai i cancellieri, se non hai i certificatori, tu hai arrestato sulla carta 10.000 persone che oggi passeggiano per Napoli. È chiaro che te ne basta uno di questi 10.000 per farmi andare a incontrare la mamma e il papà di Noemi, che ancora oggi sta combattendo come una leonessa. Questore prefetto, e non c'era bisogno che lo assicurassero al ministro, garantiscono ai napoletani che stanno passando per i loro uomini giorno e notte per assicurare alla giustizia quel delinquente. Il problema è che quel delinquente, una volta catturato, è auspicabile che finisca in galera, altrimenti la mera attività di repressione e cattura manca nella fase finale, quindi qua ragionerò col collega alla giustizia di che cosa c'è bisogno. Ed eccoci di nuovo tornati con la nostra diretta. Teniamo d'occhio se dovesse parlare Attilio Fontana, che vedo sta parlando un altro consigliere, ma ho visto agitarsi proprio Attilio Fontana, magari se dovesse parlare ve lo facciamo sentire. Nel frattempo apriamo le linee, perché è successo tutto questo oggi, insomma, retate, arresti, tentativo di corruzione per il presidente di Regione Lombardia, che ha portato di fatto, insomma, una grossa parte della filiera di governo lombardo di Forza Italia in manette, oppure in una situazione di restrizione della libertà personale. Siamo anche alla vigilia del Consiglio dei Ministri di domani mattina, quello che dovrà decidere sul caso Siri e non solo. Insomma, situazione di grande effervescenza. Se volete dire la vostra è l'occasione buona per farlo, allo 02 66 20 35 29, oppure potete mandarci WhatsApp ed SMS al 346 64 277 56. Le linee sono aperte, libere, potete piombare in diretta con la vostra opinione, immagino, e vi consiglio, su queste fibrillazioni del governo. Non per altro, ma perché sono gli ultimi giorni buoni. Oggi Di Maio ha detto a Salvini: fai dimettere Siri, è l'ultimo giorno utile. Ecco, una cosa un po' giusta l'ha detta, è l'ultimo giorno utile per parlarne senza senno del poi. Da domani si parlerà ancora di questo caso, però in un senso o nell'altro si sarà arrivati a un dunque, e quando interviene il senno del poi, insomma, la nostra capacità di ragionare ne viene evidentemente condizionata, perché non si tratta più di questioni di principio, ma queste questioni di principio un po' si annacquano con quello che è successo. Mettiamo che domani Armando Siri dovesse essere convinto, costretto, si dovesse dimettere, faremmo dei ragionamenti che oggi, con la situazione incerta, ci sono invece precluse, o quantomeno non hanno ancora tutte le loro sfaccettature da poter mettere in campo. Insomma, se domani succede una cosa o l'altra, ci ritroveremo a farci i conti e sentiremo ancora le vostre opinioni. Oggi è interessante non solo sul caso Siri, ma in generale sulla tenuta di questo governo, sui temi di questa campagna elettorale,
è interessante approfittarne. Abbiamo 17 minuti per le vostre telefonate, vi consiglio di farle arrivare per tempo e non accalcarvi in fondo quando poi il ritmo dovrà diventare gioco forza un po' più serrato. 02 66 20 35 29, le linee sono aperte, sono libere, sono come sempre a vostra totale disposizione. Salvini oggi ha dichiarato con i 5 Stelle, certo, con i 5 Stelle c'è una spaccatura non solo su Siri, ma andremo avanti con il governo. Una crisi sarebbe l'ultima cosa di cui gli italiani hanno bisogno, così Salvini. Prendiamo intanto la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Ciao, sono Pippo da Como. Ciao Pippo, vai. Ascolta un attimo, io vorrei fare una proposta. Visto considerato che quando ci sono il periodo delle elezioni, no? Sì. La magistratura entra sempre a gamba tesa, perché magari le inchieste ce le ha lì ferme. Io farei una proposta, io metterei al governo la Santa Inquisizione, cioè la magistratura, perché così lei fa di tutto, che non vuole essere attaccata, non vuole essere cambiata e mette in galera tutti quanti. Sta anche bene mettere in galera i delinquenti, però entra sempre a gamba tesa. Dunque io proporrei di fare un governo comandato dalla magistratura, così vediamo cosa sanno fare loro, perché per distruggere e non portare avanti indagini come questa di Siri, no? Potrebbe essere colpevole, però lo lasciano lì nel limbo. Dovrebbero mettere loro a comandare la Santa Inquisizione, così vediamo come andiamo nel paese. Ti saluto. Grazie Pippo da Como, grazie Pippo da Como. Beh, al di là della provocazione, che sicuramente è divertente, però insomma io manterrei i poteri separati. Già si avvicinano pericolosamente fin troppo spesso, se possiamo teniamoli separati. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto in diretta. Ciao Marco Pinti, sono Sergio da Bolzano. Ciao Sergio, benvenuto. Ciao, senti, io sono un leghista di ferro, sì. Posso dire, sono fino in fondo con Salvini. Sì. E sono anche concreto, sarei veramente propenso a rimanere, che il governo rimanga, però devo fare una riflessione. Sì, I governi passano. La libertà di un popolo rimane. Non vorrei che a lungo andare la nostra autonomia come Lega venga veramente sminuita. Pertanto faccio una riflessione e dico: Salvini, vai avanti e non mollare di un centimetro. Ciao Marco Pinti, ciao. Grazie mille al nostro amico da Bolzano, le linee sono tornate libere per le vostre telefonate. Non ho voluto e non voglio fin qui indirizzarvi in un senso o nell'altro, vi ho solo messo il riflettore, che già viene messo da tutti i mezzi di comunicazione, sulla questione Siri e non solo, su tutte le questioni che in questo momento stanno determinando una differenza di vedute tra Lega e Movimento 5 Stelle, sia dal punto di vista della flat tax, su cui ad esempio Conte ha fatto dei distinguo. Sì, è bello abbassare le tasse, ha detto Conte, ma è inverosimile riuscire a fare un taglio in breve tempo. E ancora altri temi che in questo momento segnano delle divergenze, dalle polemiche tra Salvini e il ministro Trenta, con Salvini che dice: attenzione, non apriremo in maniera indiscriminata i porti qualora ci fosse una crisi umanitaria in Libia, mentre la Trenta diceva i porti andranno aperti e non sarà una decisione di Salvini. E non solo, insomma è tutto un continuare, un distinguere le posizioni tra Lega e Movimento 5 Stelle. È evidente che parte di questa dinamica è dovuta alle elezioni e quindi ogni movimento cerca di far emergere ciò che li contraddistingue. Dall'altro lato è anche vero che insomma si sta forse, anzi più che forse, superando il segno della conflittualità fino a diventare un problema governare insieme, trovare la sintesi, la cosiddetta quadra, per usare un vecchio termine dell'armamentario leghista. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto in diretta. Ciao, sono Emilio da Bustascizio. Ciao Emilio. Scusa, ma ho chiamato stamattina, voglio dire un'altra volta, così darei il consiglio ai grillini, invece che cacciare i Siri, cacciare il cavallo che non tira più. Non si può arrivare dal 32 al 22, il cavallo Di Maio non tira più, cambiatelo, è quello che va cambiato, non Siri.
Grazie, Ciao. grazie Emilio. Insomma, Emilio dice i problemi politici del Movimento 5 Stelle poi vengono scaricati sulla Lega. 0266 20 35 29, le linee sono sempre aperte e libere a vostra disposizione. Intanto Armando Siri è atteso nelle prossime ore a Roma, dove si terrà appunto le sue dichiarazioni spontanee in procura. In questo momento invece è in corso l'interrogatorio di Paolo Arata. Nel frattempo, ecco, sappiamo che Armando Siri ha presentato una memoria e ha chiesto di rendere le cosiddette dichiarazioni spontanee. Alcuni retroscena, ma abbastanza confermati, dicono che addirittura Siri avrebbe detto: io sono pronto a lasciare il mio telefonino in mano ai magistrati e vedano loro quello che c'è. Quindi da questo punto di vista c'è un tentativo, un desiderio insomma di avere un colloquio chiarificatore con i magistrati, e c'è un azzardo ovviamente da parte di Armando Siri che ne determina la volontà, ossia quella di dire come aveva scritto su Facebook un paio di giorni fa: io se entro 15 giorni dal colloquio con i magistrati non sarò archiviato, sono pronto a dimettermi, non perché è colpevole ma per rispetto del mio ruolo, però voglio prima essere ascoltato dai magistrati. Questa è l'altra faccia della medaglia, e sono talmente convinto della mia innocenza che secondo me in 15 giorni decreteranno la mia archiviazione. Ma prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, benvenuta. Volevo chiederti... Pronto? Sì, ciao, benvenuta. No, io ho telefonato stamattina ma non ho avuto una risposta. La posso avere da te? Ci proviamo. In base a quello che ti dico. Dunque, Salvini, che io adoro perché guarda, Sì? per me è l'unico, però non si parla più di espulsioni. Qui siamo invasi da clandestini a tutta birra. Se vai a Treviso in centro alla stazione, guarda, ne vedi una quarantina come minimo tutti i giorni. E un'altra cosa, hanno detto per televisione che ci sono 500 domande di lavoro per camerieri, però nessuno si presenta. Non lo vogliono questo lavoro perché sarebbero impegnati il sabato e anche la domenica. Allora mi sto chiedendo, non è obbligatorio quando uno percepisce il reddito di cittadinanza sottostare a certe regole? Cioè deve essere obbligato a lavorare, altrimenti gli si toglie questi soldi mensili. Ho capito. Ma è strano, però qua ci sono persone che chiedono lavoro, imprenditori, e non lo vogliono fare. Infatti hanno intervistato un ragazzo il quale ha detto che lui gli aveva offerto un lavoro come cameriere e lui non l'ha accettato. C'era anche la mamma lì vicino: dai 1.400 euro al mese avrebbe guadagnato, non ha voluto. Grazie mille. Grazie mille. Beh, su cosa fanno le persone sul lavoro è affar loro. Ci sono le offerte di lavoro, poi uno le può accettare e non le può accettare. Questa è una questione insomma che non riguarda, io credo, tanto i parametri della politica. Si può esprimere un giudizio su quelli sociali, ma è talmente complesso che faccio un passo indietro. Mentre sulle espulsioni è un tema molto molto complesso. Si sta, queste parole di Salvini di qualche tempo fa, Salvini e il Ministero degli Interni sta lavorando ai difficilissimi accordi bilaterali, ossia se un cittadino straniero viene fatto oggetto di un decreto di espulsione, poi bisogna avere un accordo con il suo paese per rimpatriarlo. E questo è uno dei grossi problemi. Ce n'è uno ancora peggiore a monte, ossia che se un cittadino straniero, ad esempio, dà generalità false e poi c'è un cambiamento di queste, insomma ci sono tutta una serie di casini per espatriare e rimpatriare anche solo uno straniero. Anche cose molto banali, ad esempio la scorta di 2 poliziotti che deve prenderlo, portarlo in aeroporto, stare sull'aereo con lui, andare, che ne so, a Marrakech e poi tornare il giorno dopo, e a cui giustamente bisogna pagare la trasferta, l'albergo, la cosa, la bla. Insomma, un casino veramente gigantesco a cui comunque il Viminale sta mettendo mano, e Salvini dice conta di dare risposta anche a questo tema assolutamente cruciale. Abbiamo ancora 2 telefonate in attesa. Pronto? Pronto, Pigi, sono Mimmo. Ciao Mimmo, benvenuto. Sentire, perché io sto sfogliando su Facebook una notizia che fa incazzare. Pare che siano spariti nel nulla più di 1.200 miliardi di IVA. Spariti nel nulla? Sì,
Ma non approfondita perché mi viene nervoso queste No, non ti nervosire. Allora vai su Wikipedia, vai su Wikipedia che non ti dicono queste brutte cose. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao, sono Massimiliano. Ciao Massimiliano, benvenuto in diretta. Scusa un attimo, ma qua noi continuiamo a parlare, però c'è una cosa che oggi mi preoccupa moltissimo. Cioè, il Greco, che mi sembra sia un giudice, ha detto dobbiamo vagliare la posizione di Fontana. Allora, io vorrei sapere, questo mi dà la conferma che noi siamo sotto scacco di una certa magistratura, perché come può un giudice dire vagliamo la posizione di un tizio? Tu mi devi dire se quel tizio è indagato o meno. Tu non puoi adombrare una cosa del genere, scusatemi, poi dimmi qualcosa, se anche a te sembra una cosa del genere che sia possibile. Grazie Massimiliano Bellusco. Allora, la posizione di Fontana in questo momento è giuridicamente parte offesa, perché il reato è tentativo di corruzione, hanno tentato di corromperlo e lui non si è lasciato corrompere. Qual è il dato giuridico, se volete la sfumatura, che sarà oggetto di approfondimenti da parte della magistratura man mano che questa inchiesta prenderà la sua strada? È la mancata denuncia di Fontana al tentativo di essere corrotto. Il punto però non è così, diciamo, facilmente identificabile, perché non si tratta, diciamo, di una scatola con dentro centinaia di migliaia di euro messa sulla scrivania di Fontana e in cambio della promessa di una nomina di qualcosa. Quindi in quel caso un'omessa denuncia sarebbe in effetti un fatto eclatante. Come spesso accade, questi sistemi corruttivi hanno una loro parvenza lecita, tale per cui non è così immediato poter andare da una procura e dire Tizio mi ha cercato di corrompere. Se Tizio è venuto e mi ha detto guarda, ti consiglio di nominare Giulio Cesare Carnelli a questo ente molto importante. Giulio Cesare Carnelli è amico mio, ma poi se tu lo nominerai farà delle utilità a un tuo amico. Ecco, questo giro qui, e bisogna capire cosa, non è proprio così immediato, insomma, il fatto di andare a dire hanno cercato di corrompermi, perché se un politico, e peraltro delle responsabilità di governo di un rappresentante come Fontana o un governatore di regione, insomma, se un politico di quel livello dovesse andare in procura ogni volta che ascolta un discorso strano fatto da un suo interlocutore, allora davvero tanto vale, come diceva Pippo da Como, trasferire tutto in procura e facciamo tutto direttamente lì. Però vedremo, insomma, questo è il quadro generale. Sapete poi com'è la mia opinione, no, su queste cose, dove purtroppo il bianco e il nero non sono sempre facilmente distinguibili nella vita reale. E vedremo però le indagini che cosa accerteranno sulla base delle leggi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuta. Ciao, sono Marcella da Mediglia. Ciao Marcella. Io telefono pochissimo, ma domenica ero qui con i figli e si parlava, perché è un argomento quasi che c'è sempre, che poi alla fine si è pensato questo. Siccome che la giustizia, chiamiamola giustizia, non è riuscita a fermare Salvini, si è provato con i processi, con quello che tutto che poteva, non ci è riuscito, cosa hanno pensato per colpirlo e colpire la Lega? Girarci intorno, attaccare le persone così si fida. Perché tutto, secondo noi, insomma, che io non sono un'intelligentona. Beh, però insomma è la tua opinione. Grazie, insomma, un tentativo di colpire politicamente Salvini approfittando, insomma, di... Saltato fuori il nome di Giorgetti, insomma, approfittando di tutto ciò che si poteva cogliere nel suo entourage e colpirlo. Secondo me stanno provando questo. Grazie. Grazie, auguri a tutti. Grazie mille alla nostra amica Marcella da Mediglia, che invitiamo a chiamare più spesso, come vedi non è difficile. Allora, è ancora in corso la seduta del Consiglio regionale lombardo. Noi non temete, perché l'intervento di Fontana, quando verrà trasmesso, poi ve lo faremo sentire, probabilmente non sarà durante Rebelot, perché vi annuncio già che a partire dalle 18 vi faremo sentire un interessantissimo contributo con Massimo Bitonci e Massimo Garavaglia,
i due Massimo dell'economia, che parlano di un tema molto sentito, molto importante, che è la pace fiscale. Quindi ci teniamo a farvelo sentire, sarà in integrale, in modo tale che anche chi dovesse riconoscersi nelle fattispecie che verranno identificate, insomma, potrà poi usufruire concretamente di questo strumento che fa la differenza tra la vita e la morte economica di tante persone. Prendiamo le ultime due telefonate. L'ultima, pronto? Sono Cosmo Mino. Ciao Cosmo, benvenuto. Innanzitutto Diego Fusaro in compagnia di Giulietto Chiesa. Sulla Venezuela andate a YouTube e magari mandalo in onda. Sì, l'abbiamo Diego già fatto Fusaro Giulietto Chiesa su Venezuela. Sì. Per il discorso di questi scandali in corso, allora, per quanto riguarda Siri, io ho maturato per due occasioni, 2013 e 2014, assoluta disistima nei suoi confronti. Comunque sono per l'assoluta incolumità parlamentare, quindi finché uno riceve i voti, perché si vadano avanti fino alle sentenze, anche fino alle condanne, ma chi riceve i voti dal popolo italiano quale proprio rappresentante deve essere intoccabile. Un altro discorso però è se assume cariche di nomina, analogamente come si chiama? Mi spiace un po' per Stattarella, per una sensazione a pelle, per altotonante, come si chiama? Altitonante. Pietro Tattarella è altitonante. Ho modo di testimoniare e documentare che è uno stronzo. Adesso oggi insomma, alla mano, oggi è l'ultimo dei problemi. Oggi è l'ultimo dei problemi di Altitonante, ma ti ringrazio di darmi questa occasione di fare un bel gesto. @gmail.com per i documenti. Va bene, grazie Cosmo Mitrano, che ringrazio di darmi la possibilità di fare un bel gesto, perché oggi Altitonante ha molti problemi con la giustizia, e l'ultimo dei suoi problemi sarà la dimostrazione matematica del fatto che è uno stronzo sul sito di Cosmo, ma io, come faccio sempre anche per Altitonante, perché è una questione di principio e noi ci teniamo, insomma, ovviamente ci dissociamo da quello che avete appena sentito, che non rappresenta affatto il pensiero della nostra emittente, però permettervi e permettere a chiunque di intervenire in diretta senza filtro né censura vuol dire anche questo, e quindi quello che si sente in qualche modo è testimonianza di un sentire comune che noi abbiamo piacere di diffondere in quanto tale. Poi la qualità dei vostri interventi ovviamente dipende esclusivamente da voi. Noi ci fermiamo qui, io vi saluto, vi do appuntamento a domani, ma non andate via, perché tra poco Massimo Garavaglia e Massimo Biton ci parlano di passe fiscale. Ho mangiato una marmotta, la tolgo dalla bocca e vi dico passe fiscale a Fuffi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Opportuno darne piena
informazione. Vai Max. Grazie, non è vero perché abbiamo lavorato assieme, soprattutto noi tre, quindi col vice ministro Garavaglia e il vicepresidente della Commissione Finanze Alberto Gusmeroli. È un lavoro di squadra, direi. Abbiamo il microfono un po', eccolo qua. Un lavoro di squadra che diciamo nonostante alcune problematiche iniziali, se pensiamo alla dichiarazione integrativa semplice e altre tematiche che per noi potevano essere veramente rilevanti e che riprenderemo durante quest'anno, perché sapete che abbiamo comunque tra le varie questioni che stiamo trattando e varie elaborazioni che stiamo facendo anche al MEF, ci sono anche delle elaborazioni sul reddito incrementale, che quindi richiama un po' questa proposta che avevamo fatto sul testo iniziale del decreto ovviamente sulla pace fiscale. Abbiamo voluto fare questa conferenza stampa perché rispetto alle previsioni abbiamo dei dati estremamente buoni, diciamo rispetto alle attese direi quasi eccezionali, perché siamo arrivati per quanto riguarda la rottamazione terra, a 1.225.865 domande. Però tenete conto che questi dati sono dati in continuo aggiornamento, perché sappiamo che ci sono 200.000 domande che sono pervenute attraverso ovviamente altri canali, attraverso mail, attraverso PEC. Quindi questo dato arriverà quasi sicuramente, aggiornamento di stamattina, a 1,5 milioni. Quindi pensate, 1,5 milioni di contribuenti che hanno aderito a questa proposta di pace fiscale, e non abbiamo ancora i dati del precontenzioso e del contenzioso tributario, perché come tutti sapete bene abbiamo inserito anche la possibilità di chiudere in primo o secondo grado in Cassazione il contenzioso tributario. Questa norma svuota Cassazione, a breve avremo anche questi dati, e dagli avvocati tributaristi e gli operatori del settore già sappiamo che è stata utilizzata ampiamente. Abbiamo anche, che ha seguito direttamente l'onorevole Gusmeroli, tutto il tema delle semplificazioni, che va alla Camera, passato quello che è delle commissioni bilancio e finanze, va alla Camera proprio questa settimana, dove ci sono tutta una serie di semplificazioni sugli adempimenti sia di carattere fiscale che di carattere ovviamente tributario. Quindi stiamo lavorando sulla semplificazione. Con la pace fiscale i dati, come dicevo, sono molto buoni, perché forse per la prima volta è funzionato molto bene il meccanismo anche della trasmissione attraverso i canali telematici, e quindi le modalità di adesione di 1.225.000 sono state per PEC 266, ma questo dato ovviamente, come dicevo, è in aggiornamento. Allo sportello, cioè quelli che si sono recati direttamente allo sportello, e negli ultimi giorni ovviamente c'è stato un problema abbastanza evidente, nonostante l'apertura straordinaria che abbiamo fatto del sabato, di accaicamento presso gli sportelli. E devo ringraziare anche l'Ufficio delle Entrate, che ha voluto aperture di carattere straordinario per rispondere alle richieste nostre dei contribuenti. Abbiamo attraverso la posta e altri canali 7.988, però il dato direi molto positivo è che attraverso i canali web, quindi del sito dell'agenzia, abbiamo 478.000 domande. Poi vi lasceremo anche tutti i dati relativi alle regioni, perché abbiamo anche lo spaccato per regioni. Per ovvi motivi la Lombardia, ben rappresentata da Massimo Garavaglia, ha presentato 110.179 domande. Poi abbiamo la Puglia 56.000, il Veneto 50.000, la Toscana 65.000, la Campania 61.000, quindi avete anche tutta questa classifica. Il saldo e stralcio
Sapete che quella misura che teneva conto dell'ISEE e quindi una riduzione non solamente, perché questo è stato il motivo principale e che ci ha spinti a fare questa pace fiscale, è stato quello di far pagare comunque le sanzioni e dilazionare in 5 anni e quindi rateizzando, quindi via sanzioni e via interessi si pagavano le imposte e dilazione in 5 anni. Questo ha avuto, mi pare evidente, un grande successo. L'altra misura è il saldo e stralcio che comportava una riduzione anche dell'imposta secondo i criteri dell'ISEE. Abbiamo qui 277.621 domande che però devo premettere che devono essere ovviamente valutate. Queste sono domande e ci sarà la valutazione per ogni singola pratica da parte degli uffici. Anche qui canale web grande successo con 101.000 domande, Pakistan 3.000, sportello 100.000, poste ed altro. Chiudo sulle microcartelle e dopo passo la parola a Massimo Garavaglia e al Viceministro e al Vicepresidente della Commissione Finanze. Sulle microcartelle, un dato che mi era stato richiesto proprio in questi giorni, il totale della platea interessata 12 milioni, i soggetti che chiudono definitivamente la loro posizione debitoria sono 5 milioni, quindi anche la misura della cancellazione delle cartelle ante 2010, sbloccati anche i rapporti con l'INPS, perché sapevate che c'era questo tema, rimane ancora aperto quello delle casse private, però con l'INPS si è chiuso in bonis, quindi anche questa misura, diciamo, ha svuotato il magazzino fiscale e ha dato la possibilità a molti contribuenti di chiudere la propria posizione. Quindi direi che questa misura, come era previsto nel contratto di governo, ha dato degli ottimi risultati. È stata una misura che il nostro movimento ha voluto e il riscontro è estremamente positivo. Grazie. Grazie Massimo Bitonci. I dati sono sicuramente molto interessanti, chiari. L'approccio però che c'era dietro non era quello di fare cassa, era quello di andare incontro all'esigenza di tanti imprenditori di trovare una soluzione semplice a un problema, spesso un problema di cassa dovuto alla crisi. Quindi l'idea sostanzialmente di allungare i tempi di pagamento della rottamazione ter è stata vincente e questo è il punto chiave, così come anche la semplificazione. Queste misure rientrano in un approccio che vogliamo diverso di interlocuzione tra l'amministrazione, tra le agenzie fiscali e i contribuenti e gli imprenditori, che vada proprio nella direzione della massima semplicità. Quindi con queste misure si tira la riga e poi si parte con un sistema più semplice. Abbiamo iniziato con il regime dei minimi che sta dando dei risultati molto, molto interessanti come numero di adesione, che ha proprio questo principio alla base, la semplificazione del rapporto. Adesso, al di là della enorme riduzione dell'imposta, perché paghi solo il 15, che poi non è neanche il 15 perché devi togliere i costi forfettari, quindi alla fine paghi il 12 anche meno in taluni casi. Quindi, al di là della forte riduzione, c'è la semplificazione, che poi è una semplificazione generale, perché il 15 fino a 65, il 20 fino a 100.000 dal 1° di gennaio, quindi siamo qui, che guarda caso è lo stesso 20 che alla fine si pagherà di IRES per tutte le altre imprese quando a regime si arriva con il regime, anche qui che abbiamo semplificato, dell'IRES, lasci i soldi in azienda, paghi il 20, li tiri fuori, paghi il 24. Quindi alla fine 3 aliquote. Gli imprenditori sanno di che cosa si tratta. Fino al 65 il 15, poi il 20, poi il 24 se tiri fuori i soldi dall'azienda. Questo è il nostro approccio che va nell'ottica della semplificazione. A fianco alla semplificazione, poi, quando semplifica, arrivano anche i risultati economici e questo è un dato importante, anche perché abbiamo visto i risultati del primo trimestre, sono decisamente interessanti, andranno approfonditi, valutati bene, però un più 4,7% di IVA nel trimestre, con quasi 1,3 miliardi di maggior gettito di IVA
interna, di scambi interni, significa che il sistema si sta muovendo, quindi la domanda interna sta ripartendo, e questo è un dato sicuramente positivo che andrà analizzato per capire quanto è la fattura elettronica, quanto è ripresa di consumi interni, però insomma non si brinda col Franciacorta, ma di fatto abbiamo un 4,7 in più di IVA, e che non è da buttare via. Usmeroli? Io intanto plaudo ai grandi risultati della rottamazione. Ecco, ricordiamoci il periodo, io tendo a non dimenticare il periodo dal 2012 al 2018, dove oltre 500 imprenditori si sono suicidati per ragioni fiscali. Ecco, in qualche modo questa rottamazione, con 1.700.000 adesioni, qualche vita l'ha salvata. E questo è un grande merito del Vice Ministro Garavaglia, del Sottosegretario Bitonci, della Lega, perché ha saputo cogliere un enorme malessere. 1.700.000 persone sono anche tante aziende, tanti dipendenti, un indotto, e che hanno potuto chiudere con il passato e iniziare un nuovo rapporto fisco-contribuente. E questo è molto importante, perché la prima compliance, il primo modo per far crescere anche una veridicità delle dichiarazioni fiscali, avere un buon rapporto con il fisco. Citava l'onorevole Bitonci il PDL sulle semplificazioni, che verrà, spero, approvato martedì prossimo. Peraltro devo dire che se non ci fosse stata l'attività del governo vicino alla Commissione Finanze, noi non saremmo mai riusciti ad arrivare a un'approvazione della PDL semplificazioni, che è molto importante perché cambia anche lì, possiamo dire che in qualche modo si interseca con la pace fiscale, perché la pace fiscale pacifica un pregresso e apre nuove possibilità a tante imprese. Dall'altro lato però avere un buon rapporto con un fisco facile, un fisco diciamo che sia ragionevole, come sono i tanti provvedimenti dentro la PDL 1074, io dico che è veramente una svolta. Quindi quando la Lega in campagna elettorale ha parlato di pace fiscale a tutto tondo, qua si innesta anche, come diceva giustamente Massimo Garavaglia, il tema della mini flat tax. Si mettono assieme tutti questi provvedimenti, si vede che c'è una visione del fisco completamente diversa, e la crescita del gettito sembra proprio dare ragione a questa visione diversa, dove la gente è anche disponibile a pagare di più se è un fisco più semplice, se è un fisco meno aggressivo, e quindi è un grande cambiamento. Il fatto che il primo trimestre dia un grosso gettito IVA è molto importante, perché da un lato se si replicasse nei 3 trimestri, e magari con quello che si può prevedere sia il forte influsso sui consumi nel secondo semestre del 2019, perché che ne dicano la quota 100, il reddito di cittadinanza e la mini flat tax daranno un forte influsso nel secondo semestre 2019 e anche nel primo semestre 2020, se si replicasse quasi potremmo pensare di arrivare a sterilizzare le clausole IVA non completamente, ma comunque almeno per il 30-40%, che senza fare nulla. E questo è veramente un grande risultato del Vice Ministro e del Sottosegretario che sono qui accanto a me, quindi e in generale di tutta la Lega, che sta lavorando all'unisono sui temi economici in un momento di grandissima difficoltà economica. Quindi devo dire con grande soddisfazione, e ringrazio anche i miei colleghi della Commissione Finanze che sono qua, Giulio Centemero, perché si sta lavorando tutti veramente molto bene, ed è un grande lavoro di squadra. Grazie.
Se possibile, la Lega ha parlato di riapertura di termini, proroga. Se arrivano alla rottamazione quadra. Sì, vista l'ottimo risultato e anche l'accesso agli sportelli degli ultimi giorni, ci è stato richiesto a gran voce un po' da tutte le categorie economiche e professionali di effettuare una proroga. In realtà, come sapete, la proroga poteva essere fatta solamente con una modifica della norma primaria, e quindi abbiamo pensato e abbiamo già scritto un emendamento da presentare nel decreto crescita che prevede una riapertura dei termini abbastanza breve, ma che dia la possibilità a chi è rimasto fuori di poter ancora aderire alla rottamazione. Preciso in maniera molto chiara che non potrà ricomprendere l'anno 2018, va bene? Perché? Perché quella è riscossione ordinaria e quindi nel momento in cui si fa una pace fiscale sulla riscossione ordinaria vuol dire che nel 2018 non ci sono entrate di riscossione. Quindi chi la chiede deve anche capire che il tema dell'anno 2018 potrà essere ripreso nell'anno 2020, cioè almeno con un anno di riscossione ordinaria dietro le spalle. Ma adesso vediamo i tempi di approvazione ovviamente del decreto crescita e ci sarà un termine di apertura, un termine di chiusura che potrebbe essere fino al mese di ottobre in modo da chiuderlo prima del mese di novembre. Nel frattempo le procedure possono ripartire. Beh, questo è un tema ovviamente estremamente delicato, vedremo nel provvedimento di replicare la stessa norma e quindi nel momento in cui uno aderisce poi alla pace fiscale che ci sia la sospensione delle procedure in corso. Posso fare una domanda sull'attualità, non è proprio sulla pace fiscale, al viceministro Garavaglia. Che cosa ne pensa, visto che è il tema del giorno, di questi arresti che ci sono stati in Regione Lombardia che in qualche modo lambiscono la maggioranza di centrodestra? E che cosa si aspetta domani al Consiglio dei Ministri su Siri? Allora, quando ci sono degli arresti ci sono delle situazioni di una particolare gravità e l'operazione è stata svolta, penso, molto velocemente e brillantemente. Il fatto che il Presidente ne sia completamente fuori è una cosa sicuramente ovviamente positiva e dimostra la caratura morale del Presidente Fontana. Domani c'è il Consiglio dei Ministri, quindi le domande le farete dopodomani, immagino. Però lei non sa se ci si aspetta che Siri faccia un passo indietro da qui a domani prima del Consiglio dei Ministri, immagino che è convocato alle 10, quindi tra poche ore. Io mi occupo di conti. Allora, mi scusi, questi dati assoluti che avete fornito con queste tabelle, è possibile una traduzione in euro? Ovviamente sono dati recentissimi e quindi chiamiamola sommatoria e di che importo complessivo di cui stiamo parlando ce l'avremo nei prossimi giorni. Questi sono i dati proprio di stamattina, capite che 1.200.000 e passa 200.000 domande che stanno pervenendo e quindi gli uffici che stanno elaborando. Nei prossimi giorni potremo darvi anche l'ammontare complessivo del rottamato e di cosa ha comportato questa pacificazione fiscale con il fisco. No, di sicuro i risultati previsti sono ampiamente sono estremamente più ampi rispetto alle previsioni, perché gli stessi uffici quando abbiamo proposto questa soluzione di una chiusura del contenzioso, dal precontenzioso al contenzioso tributario, con cancellazione di sanzioni interessi e dilazione in 5 anni, un po' tutti i dirigenti dicevano sì, ma è stata fatta già in passato
con formula diversa, penso che non avrà un certo appeal. Invece in realtà non è così, perché come diceva prima il viceministro Garavaglia e anche il vicepresidente Gusmeroli, il tema è che non si può fare una pacificazione fiscale dilazionando in un anno o in un breve termine di tempo. In 5 anni il contribuente ha la possibilità, soprattutto chi è in difficoltà economica, perché la crisi ha colpito sia le imprese che anche ovviamente i soggetti privati, tutti quelli che hanno perso il posto di lavoro. Il fatto di poter dilazionare in 5 anni ha facilitato l'adesione a questa misura che, ripeto, ha avuto un riscontro al di là delle attese. Ovviamente per fare in modo che i due provvedimenti si sovrappongano, verrà persa una o due rate, quindi non saranno più 5 anni, saranno 4 anni e 6 mesi, perché ovviamente non potranno essere dei provvedimenti o una rottamazione completamente diversa da quella esistente. Di concordare, quindi nel decreto sulla crisi d'impresa è stata introdotta per la prima volta la possibilità, e quindi l'adeguamento della legge fallimentare, la possibilità di concordare quindi con il fisco, prima ipotesi che non era possibile, concordare con il fisco anche la parte relativa al contenzioso di carattere tributario. Quindi quello è già un'opportunità che è stata poco pubblicizzata, però che c'è all'interno della crisi d'impresa. Quindi già quando un'impresa è in crisi e quindi utilizza tutte quelle norme che sono previste dalla legge fallimentare, la ristrutturazione del debito, ecco, adesso non sto qua a dirvele tutte, c'è già la possibilità adesso di trovare una soluzione che viene concordata con gli uffici, una soluzione che possa anche, oltre il taglio della sanzione e degli interessi, anche la riduzione della parte di imposta evasa. Ecco, su quello dovremmo fare un intervento sull'obbligo dei collegi dei revisori nelle aziende piccole, perché ci vengono un sacco di segnalazioni, a nostro avviso corrette, di un incremento di costi spropositato e oltretutto di problemi su problemi, perché nel caso in cui partisse questo treno, l'effetto immediato è che l'istituto bancario a quel punto deve rientrare del fido e quindi l'azienda, invece di essere aiutata, viene aiutata a fallire. Penso che sia contro la ratio della norma, per cui su quello dovremmo fare un intervento.